Amici sportivi appassionati di calcio, siamo a Uri, benvenuti al Ninetto Martinez. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Cesare Donati si apprestano a raccontarvi Atletico Uri Nuorese, con le squadre nel cerchio del centrocampo agli ordini del signor Marco Casula di Ozieri, che dirigerà la gara con la collaborazione delle bandierine di Diego Massa di Carbonia e Nicola Mascia di Cagliari. Noi andiamo a darvi lettura di quelle che sono le scelte iniziali dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dalla nuorese di Marco Sanna, che schiera i suoi con la canonica numerazione dall'1 all'11. Ci sono Matteo Trini, Stefano Lapia, Federico Usai, Andrea Corda, Andrea Peana, Simone Varrucciu, Giacomo Santoro, Alessandro Steri, Mauro Ragazzu, Fabio Cocco e Giulio Pinna. A disposizione del tecnico della formazione barbaricina il numero 12 Sortino, il 13 Nura, il 14 Gungui, il 15 Luigi Nurra, il 16 Porcu, il 17 Alessandro Santoro, il 18 Gianluca De Solis, il 19 Daniele Pirosu e il 20 Alessandro Manca, per quello invece che concerne la formazione di Massimiliano Paba, anch'essa senza particolari stravaganze numeriche. Con l'1 c'è Salvatore Pitalis, col 2 Simone Ravot, col 3 Gavino Olmetto, col 4 Alessandro Pinna, col 5 Riccardo Stecchina, col 6 Angelo Brizzi, col 7 Fabio Mura, con l'8 Carlo Piga, col 9 Davide Budroni, col 10 Lorenzo Loru e con il numero 11 Simone Calaresu. A disposizione del tecnico della formazione giallorossa, che organizza la prima manovra della sua partita, ci sono il numero 12 Camboni, il 13 Campus, il 14 Delizos, il 15 Usai, il 16 Fais, il 17 Orro, il 18 Uleri, il 19 Ducar e con il numero 20 Salvatore Pilo. L'Atletico Uri, che nel corso di questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione, con la classica maglia giallo-rossa e calzoncini prevalentemente gialli in verde azzurro, anch'essa con la prima maglia, con il primo completo, la nuorese. Atletico Uri che prova nel frattempo a sfondare sulla destra con il tentativo di traversone di Ravot, palla che termina innocua oltre la linea di fondo. E allora si ripartirà dal piede destro di Matteo Trini, il tutto quando è andato via il primo minuto di gioco al Ninetto Martinez. Si affrontano l'Atletico Uri con 9 punti e la Nuorese con -1 in questa particolare formula con cui è ripartito il campionato di eccellenza. Nel frattempo palla in profondità a cercare il movimento di Budroni, fa buona guardia Garrucciu che protegge la rimessa laterale per la Nuorese nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Atletico Uri che dunque può pressare e complicare la ripartenza della Nuorese e conquistare un buon pallone con Piga ai 20 metri, che vince inizialmente il duello tra numeri 8 con Steri. Poi Nuorese che recupera palla senza fallo, prova a imbeccare in profondità il movimento di Ragazzu, che non può controllare questo pallone. Allora la rimessa è già stata battuta dalla squadra allenata da Massimiliano Paba, con Loru che lavora il pallone all'indietro, prova a costruire per l'Atletico di Stecchina, il pallone che viene recapitato tra i piedi di Mura, poi il traversone da sinistra, tutto facile per Trini che fa rimbalzare palla e poi la raccoglie per poi portarsi alle porte della propria area di rigore e far ripartire l'azione della Nuorese. Si torna ancora con pazienza da Trini, poi Varrucciu. Continuano a dialogare il portiere e i difensori centrali della Nuorese. Ora palla per il classe 2003 Lapia. Trini ancora da Varrucciu, giocatore più esperto anagraficamente non solo di questa Nuorese, classe 1982, al pari di Mauro Ragazzu. Può salire con relativa tranquillità Lapia, il tentativo di servire Ragazzu che va a contrasto con Piga, recupera palla la formazione di casa, Piga che poi vince il rimpallo con Corda. C'è lo spazio per il tentativo di andare in profondità da Budroni. Nuorese che ha recuperato palla, ora prova a lavorarla Cocco che mette una bella palla in profondità per Ragazzu, che salta l'estremo difensore avversario, va a terra Ragazzu, ma in precedenza era arrivata
la segnalazione dell'assistente numero 2 Nicola Mascia di Cagliari a segnalare la posizione irregolare di Ragazzu, che si è fatto pizzicare oltre la linea difensiva a 3 di Massimiliano Paba. E allora calcio di punizione per l'Atletico Uri, battuto da Pittalis, che va vicino da Alessandro Pinna. Palla profonda a cercare il movimento di Mura, che nel tentativo di prendere posizione finisce per commettere fallo su Peana. Nuorese che è già ripartita con Steri. Gioco fermo perché è rimasto a terra Fabio Mura. Nuorese che mette palla in fallo laterale per sincerarsi nelle condizioni del capitano dell'Atletico Uri, giocatore alla quinta stagione in giallorosso, classe 1996. Fabio Mura, rimessa per l'Atletico Uri che restituirà palla alla Nuorese. Lo fa con Budroni, che di fatto serve Trini, che allarga sulla sinistra per Varrucciu. Viene incontro e riceve Corda, pressato da un paio di avversari, perde un brutto pallone. Piga al limite, prova ad allargare sulla destra, poi calcia, va a contrasto con un avversario. Per l'arbitro si può giocare, rimane a terra Piga alle porte dell'area di rigore. Contrasto duro ma ritenuto regolare da Casula. E allora nuova pausa sul terreno di gioco del Martinez di Uri, sesto minuto in corso, punteggio di 0-0, ancora nessuna conclusione di rilievo. Casula autorizza la ripresa del gioco e allora si riparte nuovamente da Trini. Varrucciu, Trini, Atletico Uri che concede questo scambio prolungato, come già avvenuto in più di un paio di circostanze, nonostante la partita sia relativamente giovane. Varrucciu da Cocco che prova a prolungare, Corda gli viene in sostegno, ancora Cocco, poi in verticale da Federico Usai. Ragazzu lavora a spalle alla porta, braccato da Pinna, rimane a terra il numero 9 della Nuorese. E allora calcio di punizione per gli ospiti, la sventagliata di Fabio Cocco a cercare il movimento di Santoro. Non c'è l'ultimo tocco di un giocatore di casa che sarebbe stato gradito alla formazione di Marco Sanna, e allora semplice rimessa dal fondo già battuta da Pittalis. Palla un po' in mezzo, rischia un po' qui l'Atletico Uri, riceve comunque Brizzi, e poi va in verticale a cercare un compagno, servito Ravot. Giulio Pinna, che dopo la sponda aveva provato a buttarsi dentro, ha chiuso bene la linea di passaggio la Nuorese, rimessa già battuta dall'Atletico Uri con Carlo Piga. Pallone ora per Giulio Pinna, poi c'è un giocatore a terra e arriva un altro fischio. Fasi iniziali di partita spezzettate, ottavo minuto, 0-0. E calcio di punizione per la Nuorese, a batterla il difensore centrale olbiese, ex Budoni tra le altre, Simone Varrucciu. Trini da Lapia, ancora all'indietro dall'estremo difensore della Nuorese, sale Varrucciu, mette palla in profondità, traiettoria che si allarga troppo, Usai non la può controllare, qui errore di misura in fase di impostazione di Varrucciu. E allora Atletico Uri che rimetterà in moto il pallone con le mani di Brizzi. Si fa vedere Piga, attaccato da Steri, scarica all'indietro rischiando un po', si va a lungo a cercare Budroni. Bene la Pia che si appoggia su Trini e poi Varrucciu. Profondo da Cocco, Brizzi non tiene il pallone in gioco. Nuorese che in questa fase iniziale di partita sta saltando spesso il centrocampo, affidandosi
ai lanci lunghi. Ora rimessa per gli ospiti, a batterla Usai, riceve Cocco che controlla in maniera irregolare. Allora calcio di punizione per i padroni di casa. La battuta di Pinna a cercare e trovare Mura, pallone all'indietro, fa girare la squadra di Paba. Sale Olmetto, contrastato da Steri, poi rimane a terra, dovrebbe essere Mura il giocatore colpito da un pestone. Non c'è fallo, rimessa laterale già battuta dall'Atletico Uri. Piga si libera della marcatura di Corda, poi spezza il raddoppio, bel break di Piga che poi allarga sulla sinistra, posizione regolare, palla bassa ancora per Piga che si era inserito sul primo palo, e poi il fallo di Mura su Steri. Punizione per la Nuorese che può risalire il campo dopo il fallo subito dall'ex Aquila Steri. La Pia da Trini ancora per il suo numero 2. Varrucciu, Sanna chiama dalla panchina il pallone per la Pia che arriva puntualmente, poi Pinna all'indietro da Trini, ritmi bassi in avvio di gara. Varrucciu, Pinna dentro da Cocco, poi ragazzo anticipato da un avversario, palla in out con l'assistente che ha aspettato prima di segnalare l'eventuale fuorigioco di Budroni. E allora Nuorese con la Pia. Palla un po' larga per Trini che però la può lavorare tranquillamente perché la pressione dell'Atletico Uri non è particolarmente esasperata. Ora Peana di prima per Corda, recupera palla, la formazione giallorossa con l'imbucata in area di rigore a cercare e trovare Mura, e tiene palla in campo ma non può proteggerla dall'attacco di La Pia. L'ultimo tocco è del numero 2, la rimessa già battuta dai padroni di casa. Olmetto, traversone sul secondo palo, palla che nella traiettoria termina oltre la linea di fondo. Arriva la segnalazione dell'assistente a concedere la rimessa dal fondo alla Nuorese. La battuta lunga di Trini, lunga sì ma anche troppo larga, non può intervenire Giacomo Santoro. Pinna scarica all'indietro da Pittalis, di prima a cercare Mura che vince il duello aereo con Peana che rimane a terra, poi il controllo di petto di La Pia che mette palla in fallo laterale. È rimasto a terra Andrea Peana, algherese dell'86, lui che ha già giocato a Nuoro nel 2016-2017, tante le maglie vestite in carriera dal giocatore al momento a terra, tra le altre Triestina, Crotone, Grosseto e Torres. Ancora a terra Peana, si è giocato veramente poco in questi 13 minuti fin qui disputati sul terreno di gioco del Ninetto Martinez di Uri. Emozioni che latitano in questa fase iniziale di partita. Nel frattempo guadagna il campo lo staff sanitario della Nuorese che viene autorizzato all'ingresso in campo da Casula per verificare le condizioni di Peana. Nuorese ultima in questo gironcino a 8, si è portata dietro la penalizzazione della prima fase di stagione. Guida invece l'Atletico Uri con i suoi 9 punti
a +4 su Castiadas San Marco a Semini e Ossese terzetto a 5 punti. Poi c'è il Guspini con 4, Bosa e Portorotondo a quota 1. Nel frattempo si rialza Peana, che dovrà, come da regolamento, abbandonare temporaneamente il terreno di gioco. 14° in corso, sempre 0-0 qui a Uri. Rimessa battuta dall'Atletico Uri, la Nuorese libera in qualche maniera, l'anticipo di Pinna su Ragazzu, l'ultimo tocco è di un giocatore di casa, la rimessa è per i verde-azzurri. Gara che fatica a decollare. Palla alta, duello aereo vinto da Loru su Giulio Pinna, poi Ravot. Arriva Brizzi ma non viene servito, lo scarico all'indietro per Pinna, si arretra ulteriormente andando da Pittalis. Poi Stecchina, la porta il numero 5, palla in verticale con il mancino, la sponda di petto di Mura, lavora a spalle alla porta Giulio Pinna, l'apertura sulla sinistra per Olmetto. Palla in area di rigore con i pugni, Trini ad anticipare Budroni. Buono il controllo di Santoro, che però si vede rubar palla da Piga. Santoro non molla, interviene in scivolata. L'ultimo tocco è del numero 7 della Nuorese, prodotto del settore giovanile della Purie Forti. Rimessa già battuta, Piga prolunga in avanti, poi Calaresu, poi Giulio Pinna, bravo qui a prendere posizione sulla pressione avversaria. Calcio di punizione già battuto dalla Nuorese con Varrucciu. Cocco prova a guadagnare il centro del campo con il controllo orientato, ha capito tutto e l'ha chiuso Brizzi, e allora Trini dalla Pia. Un'occhiata in avanti e poi ancora Trini coinvolto più con i piedi che con le mani in questi primi 16 minuti abbondanti che si sono giocati. Peana non tiene palla in campo Steri. Uri che solo per un attimo prova a sveltire le operazioni, poi con pazienza si torna indietro da Stecchina. Pinna, sventagliata a cercare Mura, palla troppo stretta, Peana vita facile, stoppa con il petto e si appoggia ancora al suo numero 1. Prova a offrire una linea di passaggio corda, che viene marcato di fatto da Calaresu, che ne sta complicando e non poco le ricezioni. Sale la Pia in profondità a cercare Ragazzu, salta Stecchina, poi Cocco, 20 metri, si accentra il numero 10 che poi va a terra nel contatto con Brizzi, non c'è fallo. Cocco che poi tocca da terra la palla con le mani, motivo per cui il gioco ripartirà con un calcio di punizione per i padroni di casa. Stecchina da Piga, attaccato da Giulio Pinna. Intervento irregolare qui del classe 1991. Giulio Pinna, Piga a terra, che pare molto dolorante. Ennesima interruzione di questa fase iniziale di gara. Prima gara per la Nuorese in questa ripartenza del campionato di eccellenza. Le altre valevoli per questa classifica sono state giocate il 27 novembre, la vittoria interna contro il Portorotondo firmata dalla tripletta di Meloni, e poi nel mese di ottobre il 3-3 in quella di Ossi con le reti di Ragazzu, Sau e Piredda,
e 11 giorni dopo, il 18 di ottobre, la sconfitta a Guspini 3-1, l'unico gol barbaricino firmato da Varrucciu. Atletico Uri che invece ha debuttato nel mini torneo settimana scorsa su questo terreno di gioco contro l'Ossese, vittoria di misura, gol di Stecchina 1-0 contro i bianconeri. Le altre due sfide giocate il 4 e il 18 di ottobre rispettivamente con Bosa, vittoria per 3-0 con la rete di Ted e la doppietta di Calaresu, e la trasferta in Gallura contro il Portorotondo 4-1, doppietta di Calaresu, Ducare Fais per gli uomini di Paba. Nel frattempo si torna a giocare con Ravot che va a spizzare cercando il movimento di Budroni, attento nella chiusura Varrucciu. Brizzi, non c'è fallo di Cocco e allora l'ultimo tocco è del braccetto di destra della difesa a 3 di Paba, rimessa laterale per la Nuorese già battuta da Usai. Il ragazzo prova a lavorare palla, Nuorese che prova a venire fuori da un fazzoletto di campo, poi il colpo di testa di Lapia, quello immediatamente successivo di Mura. Peana può salire, prova a verticalizzare per Santoro che prova a sfidare nel duello individuale Stecchina con personalità. Atletico Uri con la coppia Stecchina-Olmetto, poi in profondità da Calaresu, la sponda per Mura, attento nella copertura Peana che poi protegge palla, si accovaccia sulla stessa, non c'è fallo e allora arriva il fischio di Casula che sta dando l'impressione di voler far giocare il più possibile, probabilmente per velocizzare i ritmi non particolarmente alti di questo primo tempo, quasi giunto alla metà. Nel frattempo arriva la prima ammonizione della partita per Andrea Corda, e lui il primo a finire nel taccuino dei cattivi, centrocampista di San Luri, classe 2001, uno dei confermati rispetto alla stagione scorsa. Punizione per i padroni di casa, siamo a una trentina di metri circa rispetto alla porta difesa da Trini. Olmetto si allarga sulla sinistra per offrire una linea di passaggio, ma soprattutto per allargare le maglie della difesa nuorese. Fischia il direttore di gara, il pallone direttamente in porta, la parata di Trini sul primo palo, tiro di Ravot, tutto facile per il numero 1 della Nuorese che è già ripartita con Usai. Poi Piga nel cerchio del centrocampo, sporca Cocco, recupera Corda ancora per il numero 10 in interdizione, ancora Piga che poi rischia di perdere palla sull'attacco di un avversario, recupera la Nuorese con Usai che ha un po' di campo per andare, arriva il ripiegamento di Carlo Piga, ultimo tocco è il suo, palla che termina oltre la linea bianca che delimita il terreno di gioco, rimessa già battuta da Usai. Riceve Cocco, cerca spazio per mettere palla in mezzo, poi sterza, prova a puntare Brizzi che sta bene con lui e lo chiude in corner, si affaccia timidamente nella metà campo offensiva la Nuorese. La battuta affidata al destro educato di Fabio Cocco, centrocampista di qualità a disposizione di Marco Sanna, 11ª stagione con questa maglia. La battuta di Cocco al limite per Santoro che controlla con il destro, poi la fa scendere, calcia non benissimo ma trova la deviazione di un avversario. Ha chiuso Stecchina, se la vista non ci inganna. E allora secondo corner consecutivo per gli ospiti, stavolta dal lato destro. Si cambia lato, si cambia tiratore, a battere Giulio Pinna. Ci sono 7 giocatori della Nuorese in area di rigore.
la battuta tagliata nell'area piccola e poi la deviazione di un difensore dell'Atletico Uri che rischia di beffare Pittalis. Nuorese vicina al gol, se preferite, Atletico Uri vicina all'autogol. Rimessa Usai, riceve Cocco e poi col tacco prova a tornare dal suo numero 3, libera Atletico Uri. La Pia con calma, Varrucciu alza il campanile altissimo, il colpo di testa di Brizzi, quello immediatamente successivo di Pinna, imbucata per Budroni, a chiusura in tackle di Varrucciu e Marco Sanna che si fa sentire dalla panchina, vuole vedere i suoi giocare più palla, l'ex centrocampista di Cagliari e Torres. Profondo da Calaresu, recuperano gli ospiti, può andare Steri, riceve Cocco, si butta dentro Usai, pallone per lui, ripiegamento difensivo di Loru, poi allontana Brizzi, palla che rimane in campo, bravo Simo! Poi Varrucciu la allontana definitivamente, rimessa già battuta da Ravot, riceve Budroni che entra in area di rigore, stringe la diagonale la Pia, rimessa dal fondo per la Nuorese. Arrivano dalla panchina i complimenti per il difensore centrale classe 2003, prodotto del settore giovanile Barbalicino. Qua buona la chiusura su Budroni, è proprio la Pia a ricevere da Trini. Scambiano la Pia e Trini. Varrucciu, Pinna, corda all'indietro ancora da Trini. La Pia porta palla il difensore centrale della Nuorese, poi va profondo da Ragazzu che controlla con il petto, spalle alla porta il numero 9, lo scarico per Steri, palla in area di rigore, prolunga Santoro, poi Ragazzu viene anticipato da Pinna. Rimessa in zona d'attacco per gli ospiti, 27esimo in corso al Martinez di Uri, 0-0 tra Atletico Uri e Nuorese, poche occasioni e gara che deve ancora decollare. Olmeto prima di Steri, non controlla Calaresu, Varrucciu da Trini, poi la Pia. Varrucciu, Trini, la Pia, terzetto, ha toccato più palloni nella partita. Peana per Santoro che prende il centro del campo, si muove il ragazzo che però era oltre la linea difensiva dell'Atletico Uri, spazza via, poi Peana, Trini, Varrucciu, Giulio Pinna, non si capisce con Cocco, a vita facile, Brizzi, poi Varrucciu per la Nuorese, si va sulla destra da Peana, Steri, Santoro, Peana, la Pia, Varrucciu, Giulio Pinna, si abbassa con Usai che va su, palla per corda, Nuorese che perde palla senza aver guadagnato troppi metri di campo, rimessa laterale per l'Atletico Uri, sale il terzo centrale Brizzi a batterla, di testa prolunga Budroni per Calaresu che deve lavorare a spalle alla porta, bella palla per Ravot, palla bassa che sbuca in area di rigore, sul secondo arriva Olmetto, poi il traversone in mezzo, la chiusura di Santoro, calcio d'angolo per la Nuorese, per l'Atletico Uri, scusate,
prova a pungere la squadra di Paba con il bel pallone lavorato da Calaresu e ha tirato il raddoppio della difesa, ha imbucato e ha liberato per la palla in mezzo a Ravot, non l'ha toccata nessuno, ha provato a chiudere sul lato opposto Olmetto, è arrivata a puntuare la chiusura di Santoro, calcio d'angolo per i padroni di casa, non la tocca nessuno, poi Brizzi si impegna e la tiene in campo. Calaresu deve lavorare contro Steri, va giù Calaresu, non c'è niente, e allora la Nuorese un po' in affanno spazza via. Piga di fatto a regalare palla a Corda, poi Steri in anticipo su un avversario, pallone per Santoro e allora Giulio Pinna a cercare Ragazzo, il controllo con l'interno del sinistro di Stecchina, Brizzi senza rischiare da Pittalis, lungo a cercare Mura, sceglie bene il tempo del colpo di testa Peana, poi in tackle Steri ad anticipare Olmetto. Si riparte dal ex Ossese. Calaresu si libera con una bella giocata di Peana, palla in mezzo, Budroni anticipato da Varrucciu che stringe sul primo palo, prova ad aumentare la squadra di casa. 31esimo, 0-0. Sul punto di battuta del corner c'è Ravot. La battuta sul secondo palo con i pugni prolunga Trini. Brizzi si accontenta della rimessa con le mani. Scambia con un compagno Brizzi, la mette sul secondo palo, Mura deve allargarsi per tenerla in campo. Poi Olmetto, un'occhiata in mezzo. Sul secondo palo c'è Ravot, palla troppo larga per il numero 2, che controlla alle porte dell'area di rigore, tentativo di traversone che termina direttamente sul fondo. Rimessa Trini. Varrucciu dalla Pia. Trini. Varrucciu chiamato a prendere campo da Marco Sanna. A cercare Ragazzu. Facile l'anticipo di Pinna. Poi salta la Pia. Corda comoda per Varrucciu che allontana. Poi Brizzi. Direttamente da Trini, palla irraggiungibile per Davide Budroni. La Pia da Peana. Olmetto bene in anticipo su Santoro. Calaresu si libera di Corda, si accentra il numero 11, l'apertura per Ravot, la chiusura di Usai, Atletico Uri che chiede un tocco di mano che non c'è, poi il destro incrociato di Loru, prova a conclusione acrobatica Fabio Mura, palla che era rimasta troppo indietro, ha provato con una sorta di scorpione il numero 7 di casa, Atletico Uri che ora ci prova un po' di più. 33esimo, 12 abbondanti più recupero all'intervallo, 0-0 al Martinez di Uri. Varrucciu, Trini, la Pia. Peana non benissimo, di fatto regala palla a Budroni. Arriva Olmetto, traversone da sinistra, Calaresu non controlla, si abbassa Cocco per dare una mano ai suoi, pressato da Ravot, Cocco prova ad aggirarlo, tocco sotto per Usai, l'unico modo per liberarsi senza rischiare tantissimo. Rimessa battuta da Brizzi, regalata a Corda, e a sua volta restituisce palla all'Atletico Uri.
Piga ai 25 metri, Steri davanti a sé, aspetta il movimento di Brizzi, poi evita la pressione di Steri e torna centralmente da Stecchina che calcia da lontano, palla che termina senza creare patemi a Trini alla sinistra della sua porta. Atletico Uri che occupava con tutti gli effettivi, fatta eccezione di Pitalis, la metacampo offensiva. Nuorese che si era abbassata e ha concesso il tiro da lontano a Stecchina. La Pia da Trini, Varrucciu, Trini, la Pia, poi Pinna di prima per Steri, la chiusura in tackle di Mura. Profondo da Ragazzu, posizione regolare, ultimo tocco del centravanti della squadra barbaricina, rimessa dal fondo per Atletico Uri. Ultimi 10 minuti del primo tempo. Pitalis a rischiare un po' sull'attacco di Cocco, di testa alla Pia. Olmetto a battere la rimessa. Stecchina, Mura, sale il numero 7 a contatto con Steri, il fallo è di quest'ultimo, punizione già battuta. Piga da lontano con il destro, si immola Varrucciu, poi Piga a cercare un compagno, a trovare solo Santoro. Cocco da Ragazzu, anticipato secco da Pinna. Fin qui partita complicata per Mauro Ragazzu. Poi Loru da Brizzi, Budroni, Piga dentro per Rafot, chiude Usai, Calaresu disturbato da Corda, Calaresu al limite, si libera di un avversario, il pallone per Budroni che incrocia al destro, la chiusura provvidenziale di Peana a evitare il tiro, poi rimane a terra un giocatore di casa, fa ancora giocare Casula. Ragazzu a duello fisico con Brizzi, uomo a terra, calcio di punizione, fallo di Cocco su Piga. Atletico Uri che ha già rimesso in moto la sfera. Stecchina, Budroni, arriva Olmetto, finta al traversone, lo effettua in un secondo momento. Usai con calma approfitta del fatto che Ravot non abbia attaccato il secondo palo con particolare decisione. Lo stesso Ravot a recuperare palla con la spalla, l'apertura sulla sinistra, larga troppo per Olmetto. Atletico Uri che perde una buona occasione per costruire qualcosa di interessante dalle parti di Trini. Atletico Uri che sta facendo qualcosina in più della Nuorese, niente di particolarmente eccezionale, però quantomeno ci sta provando un po' di più rispetto alla squadra di Sanna, che ora prova a ripartire con Corda da Cocco, la chiusura in tackle di Brizzi, riceve Budroni, 20 metri, osserva Calaresu, Varrucciu, ottimo intervento del numero 6 che prova a imbeccare Santoro, male per Cocco, poi Brizzi più lontano che può, Calaresu in fuorigioco si disinteressa dello sviluppo dell'azione e allora Trini con calma. La Pia, Varrucciu che torna al centro della difesa, Peana va profondo a cercare Santoro, trova il colpo di testa di Olmetto, poi Pinna lontano col mancino a cercare Budroni, il fallo di La Pia che oltre a commettere l'irregolarità rimane a terra nel contatto con un avversario.
Allora, nuova interruzione, 39esimo al Martinez di Uri, punteggio fermo, reti bianche per questa gara che, lo ricordiamo, è valevole per il campionato di eccellenza, campionato che è ripartito con una particolare formula a 8 squadre a cui stanno partecipando le squadre che se la sono sentita di ripartire dopo un anno particolarmente complicato a fare classifica le partite disputate nella prima fase di campionato. Classifica che, come già ricordato, vede l'Atletico Uri in vetta con 9 punti. Nel frattempo punizione battuta dalla squadra di Paba, salta Alessandro Pinna, fa lo stesso Varrucciu, Calaresu spalle alla porta, prova a girare, trova la deviazione di un avversario. Nel frattempo a terra dovrebbe essere rimasto Simone Varrucciu. Sembra anche particolarmente dolorante, tanta preoccupazione tra i compagni che invitano a un intervento il più celere possibile. Il medico sociale, tante pause, tante interruzioni, poco ritmo e poche palle gol in questi primi 40 minuti di gioco. L'abbiamo detto poc'anzi, Atletico Uri che ha fatto qualcosina in più, Pitalis dall'altra parte praticamente inoperoso. Andiamo nel frattempo alla caccia di risultati parziali dagli altri campi per quello che riguarda questo campionato di eccellenza. C'è il vantaggio dell'Ossese in quel di Assemini contro a San Marco. Il gol di Mattia Gueli all'8° del primo tempo, vittoria che sarebbe importante per l'Ossese, che salirebbe a quota 8. L'Ossese che ha una partita in più, così come il Porto Rotondo. Sugli altri campi 0-0, gare tutte iniziate alle ore 16 e che dunque si avviano all'intervallo di metà gara. Tanto Varrucciu guadagna il bordo del campo dopo la botta subita. Manca una torre alla Nuorese per la difesa su questo calcio d'angolo. La battuta di Ravot libera Ragazzu, poi Ravot, posizione regolare, area di rigore per Ravot, la chiusura di Steri, poi calcia Loru, ribatte ancora un po' in affanno la squadra di Marco Sanna. Olmetto, palla di ritorno per il numero 3, dentro, colpo di testa a liberare di Giulio Pinna. Prova a chiudere in avanti l'Atletico Uri, stecchina, 20 metri, finta al tiro, mette palla sul destro, calcia, ribatte Pinna. Nuorese ora tutta negli ultimi 20 metri di campo, fatta eccezione per Ragazzu. Riceve Calaresu. Su di lui Corda, lo scarico all'indietro, il traversone di Piga. Palla che rimane in area di rigore e poi non riesce a girare bene Budroni e favorisce l'intervento di Trini, che con mestiere aspetta l'autorizzazione del direttore di gara al rientro, per il rientro di Varrucciu. Si abbassa Pinna in assenza del suo numero 6, Trini che tiene palla per una decina di secondi abbondanti. Atletico Uri che, come fatto in tutto il primo tempo, non esaspera la pressione. Allora Trini che con calma lavora spesso il pallone. Qua la Pia da Ragazzu, spalle alla porta, il numero 9, palla arretrata e imprecisa. Calaresu lavora per Mura, dentro per Budroni che poi mastica con il sinistro. Era partito in posizione regolare nonostante le proteste della linea difensiva della Nuorese. Ora Cocco prova a sorprendere Brizzi, aiutato da Pinna. Palla profonda, prolunga di testa Ravot, stacca Varrucciu, poi Giulio Pinna a proteggersi
dall'attacco di un avversario. Cocco in fuorigioco. Meno di 1 minuto e mezzo ai 2 fischi che manderanno a riposo Marco Casula di Ozieri, anche se ci saranno verosimilmente almeno un paio di minuti di recupero, almeno a memoria 3-4 le interruzioni per infortuni o presunti tali. Pinna, Peana, poi Olmetto a accelerare i tempi della rimessa con le mani. Stecchina, Piga, linea di passaggio chiusa da Steri. Arrivano prima però i giocatori giallorossi, un po' messi meglio dal punto di vista fisico, questa è l'impressione dalla nostra postazione. Stecchina bene di testa a orientare e appoggiarsi su Olmetto. Sterza su Steri, si accentra al 3, si abbassa Calaresu. Duello tra numeri 11 con Giulio Pinna. Arriva Brizzi, si fa vedere Ravot. Eccolo il pallone per il numero 2 che poi chiude il triangolo con un avversario. Ravot fortunato nel rimpallo. Ultimo tocco di Giulio Pinna e Atletico Uri che chiude in avanti. Sono 4 i minuti concessi dall'arbitro, dunque ancora 240 secondi prima dell'intervallo. Poi Calaresu a guadagnare il calcio d'angolo calciando, scusandoci per la ripetizione, su Varrucciu. E allora dalla bandierina l'ex Sassari Latte Dolce Ravot. Palla all'indietro per Budroni, prova a prendere la linea di fondo, poi si libera di corda, scarica per Loru, alto non di molto. Eccola la prima vera palla gol della partita, arriva al 45esimo con il destro dal limite di Loru. Palla che termina non troppo alta rispetto alla traversa della porta difesa da Matteo Trini, che difficilmente sarebbe potuto intervenire qualora la palla fosse destinata nello specchio della sua porta. Rilancia il numero 1 della Nuorese a cercare uno tra Cocco e Ragazzo, a trovare solo Pinna. Budroni, Calaresu, si accentra il numero 11, l'intervento di Steri, mura al limite, apre sulla sinistra per Olmetto, palla bassa per Calaresu che non riesce a girare. Ora balla la Nuorese, mani nei capelli per Paba, era pronto a esultare il tecnico. Ora Atletico Uri che inizia a meritare qualcosa in più dallo 0-0 che sta fin qui maturando. È andato via 1 minuto e 40 secondi circa dei 4 di recupero concessi da Casula di Ozieri, che lo ricordiamo sta dirigendo con la collaborazione delle bandierine di Diego Massa di Carboni e di Nicola Mascia di Cagliari. Rilancio di Trini rallentato dal vento, salta Ravot, poi Varrucciu direttamente nella panchina giallorossa. Budroni prolunga di testa per Calaresu, alza il campanile Varrucciu, salta Loru, la butta via ma non troppo lontano Usai, poi Steri, anticipato Ragazzo da Piga, fasi confuse di gioco, prova a mettere ordine, corda, poi Ragazzo da Steri, si fa vedere Cocco, palla lunga, il 10 la tiene in campo, bravo Brizzi a non cadere nella finta del capitano verde-azzurro. Lo stesso Cocco pronto a battere la rimessa appoggiandosi all'indietro su Usai. Peana, profondo da Cocco, palla troppo lenta, fischia ora 2 volte il signor Marco Casula di Ozieri e manda a riposo Atletico Uri e Nuorese con il risultato parziale di 0-0. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo tra circa 15 minuti, anche se il direttore di gara richiama le squadre in campo. Effettivamente inizialmente erano stati 4 i minuti di recupero concessi dal
direttore di gara che si rende conto in tempo di dover far disputare un altro minuto, e allora si riparte con la palla scodellata dal direttore di gara austriese. Altri 60 secondi dunque prima del rientro negli spogliatoi delle squadre. Direttore di gara che scodella, Nuorese che lascia giocare palla all'Atletico Uri che ne era in possesso. Pinna da Stecchina, pinna da Pittalis, in profondità la chiusura aerea di Corda, poi Piga contrasta con un avversario, Corda riceve tra le linee Santoro, fermato da Piga, non c'è fallo, e allora l'ultima chance per l'Atletico Uri, profondo da Calaresu che si libera di Matteo Trini, posizione regolare, passa in vantaggio a 5 secondi dalla fine del primo tempo. L'Atletico Uri con il gol di Simone Calaresu si fa sorprendere dalla verticalizzazione, la linea difensiva di Marco Sanna. Calaresu anticipa per questioni di centimetri l'uscita di Trini e dunque si sblocca il parziale al Ninetto Martinez di Uri, il gol di Simone Calaresu. È il quinto nel computo totale delle sfide tra le squadre che partecipano a questo mini girone a 8. Va dunque a segno l'ex Tonara e Taloro Gavoi, seconda stagione all'Atletico Uri, e dunque nei secondi finali del primo tempo arriva il vantaggio della formazione di Paba. E ora arrivano i due fischi di Marco Casula di Ozieri, stavolta a far rientrare definitivamente negli spogliatoi Atletico Uri e Nuorese. 1-0 per la squadra di Massimiliano Paba, il gol al 50° del primo tempo firmato da Simone Calaresu. Adesso sì, ci prendiamo anche noi veramente una piccola pausa, ci risentiamo tra 15 minuti circa per la diretta del secondo tempo dal Ninetto Martinez di Uri. leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme.
La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. 3 decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua 4 ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno a essiccazione con centrale termica dal 1992 la Care Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Care Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, pressi viale Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Nuovamente live dal Ninetto Martinez di Uri, sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Atletico Uri e Nuorese, primo tempo che è andato in archivio con la squadra di Massimiliano Pava in vantaggio grazie al gol arrivato di fatto all'ultimo secondo del primo tempo, firmato dal numero 11 giallorosso Simone Calaresu, che ha sfruttato al meglio un lancio arrivato dalle retrovie su cui la linea difensiva della Nuorese si è un po' addormentata. Calaresu bravo a girare Trini in uscita e poi a depositare palla in rete con la porta sguarnita. Primo tempo in cui non ci sono state tantissime palle gol, ritmi non troppo alti. Nel finale di frazione l'Atletico Uri ha spinto un po' di più e ha trovato un vantaggio tutto sommato meritato per quanto visto nei primi 50 minuti del primo tempo. Atletico Uri che nel corso di questo secondo tempo attaccherà da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione. Completo giallo-rosso in verde-azzurro la Nuorese farà logicamente il contrario. Arriva il primo fischio di Casula per concedere una punizione alla Nuorese, fallo subito da Fabio Cocco e allora punizione che lo stesso capitano Barbaricino batte all'indietro appoggiandosi sulla PA. Tentativo di verticalizzazione sporcato da Mura. Ora Trini lungo con il mancino, il colpo di testa di Olmetto, poi Steri va a terracorda che subisce fallo, punizione per la Nuorese. Olmetto che con un po' di mestiere guadagna secondi per consentire ai suoi di riposizionarsi. Non ci dovrebbero essere stati cambi nel corso dell'intervallo. Alla prima occasione utile vi daremo lettura dei 22 giocatori in campo, occasione che ci si presenta immediatamente visto che l'Atletico Uri potrà battere una rimessa dal fondo. Paba in campo con Pitalis, Ravo, Tolmetto, Pinna, Stecchina, Brizzi, Mura, Piga Budroni, Loru e Calaresu. Per la Nuorese di Marco Sanna, Trini, Lapia Usai, Corda, Peana, Varrucciu, Santoro, Steri, Ragazzu, Cocco e Pinna. Rimessa dal fondo battuta da Pitalis.
traiettoria parzialmente rallentata dal vento, prolunga di testa Piga, poi Steri per Ragazzu, anticipato da Pinna, fin qui molto attento il numero 4, pallone per Santoro, area di rigore, prova a liberarsi dalla marcatura di un avversario, poi Atletico Uri che libera rischiando un po', poi termina a terra lo stesso Santoro che va in rotta di collisione con un avversario, Casula, che nel corso del primo tempo ha lasciato molto giocare, non ha ritenuto opportuno fischiare alcunché in favore della squadra quest'oggi in trasferta, che ora lavora il pallone con Corda. Varrucciu da Lapia. Ragazzu, sponda di petto, stacca Piga, saltano anche Budroni e Corda, poi Varrucciu, Corda nel cerchio del centrocampo a cercare Ragazzu, la chiusura con la coscia di Alessandro Pinna. Dai, Ste, va bene. Con le mani Peana a cercare Santoro, lo anticipa Olmetto e poi allontana cercando Calaresu. Chiusura aerea di Lapia, poi perde palla Usai sull'attacco dello stesso Calaresu. Può correre Ravot e sfidare Usai. Ravot cerca la linea di fondo, poi sterza su Usai, palla sul primo palo. C'è una posizione di fuorigioco segnalata dall'assistente numero 2 Nicola Mascia di Cagliari, terna completata dall'altra bandierina, quella di Diego Massa di Carboni, dal fischietto di Marco Casula di Ozieri. Peana a cercare Steri, la chiusura di Stecchina, ancora Steri che prova a lavorare il pallone, glielo ruba Olmetto, poi Mura prova a spezzare il raddoppio, va a terra nel contatto con Steri, non ha fischiato mai questi contatti Casula, sarebbe opportuno per i 22 in campo stare un po' più in piedi. Stecchina, Brizzi in verticale a cercare Budroni che si libera di Varrucciu, sì, ma di Lapia no. Il fallo è del numero 9 dell'Atletico Uri, giocatore classe 1995, tornato in giallo-rosso dopo le esperienze con Oschirese e Tiesi. Ragazzu si appoggia a Santoro, prova a puntare Olmetto, arriva il raddoppio, palla al limite dell'area per Cocco, chiude Piga. Giallorossi che liberano e poi il fallo di Calaresu su Usai, punizione nuorese, quinto minuto nel secondo tempo al Ninetto Martinez di Uri, guida la squadra di casa, decide Calaresu. Steri, Peana, Santoro con l'esterno, libera Stecchina, Budroni, poi Piga a servire Mura, aspetta la corrente Olmetto, eccolo il pallone per il numero 3, serie di finte per provare a liberarsi di Lapia, traversone da sinistra, sul secondo palo salta Calaresu, sul fondo, primo squillo della ripresa della squadra di Paba, buona iniziativa sulla sinistra di Olmetto che trova lo spazio per il traversone, colpo di testa al lato di Calaresu. Stecchina, Mura si impegna e la tiene viva. Olmetto, Piga, Mura, chiude Peana, ancora Piga che poi con la rabona va in profondità per Mura che guadagna l'area di rigore, incrocia la sua corsa con Lapia, calcio di rigore per l'Atletico Uri al settimo minuto. Ghiotta occasione per raddoppiare per gli uomini di Paba. Tutto è nato dalla rabona di Piga che ha premiato la corsa di Mura, che poi ha tagliato la strada di fronte al diretto avversario. Massima punizione per l'Atletico Uri dunque, che al settimo ha l'opportunità di raddoppiare. Sul punto di battuta arriva Riccardo Stecchina al duello con Trini,
il difensore centrale, ex tra le altre Atletico di Paraná, Instituto de Córdoba e Arbus. Si aspetta solo il fischio di Casula. Stecchina già andato a segno nella sfida contro l'Ossese giocata su questo campo. Fischio a Casula, parte Stecchina, para Trini! Si rimane sull'1-0. Ha cercato l'angolo alla sinistra del portiere algherese della Nuorese. Stecchina ha trovato il grande intervento del numero 1 della squadra di Marco Sanna e dunque si rimane sull'1-0 e si ripartirà con un calcio d'angolo per l'Atletico Uri. La battuta, il colpo di testa di Mura, traiettoria che si impenna, Trini la chiama e subisce il fallo di Calaresu, che poi si becca con un avversario storietese sulla linea di porta della Nuorese. Parole grosse che sono volate e che continuano a volare tra Calaresu e Peana. Arbitro che richiama a sé i due contendenti con l'intento di mettere un po' d'ordine. Nel frattempo, 9 minuto al Ninetto Martinez di Uri, 1-0 per i giallorossi. 2 minuti fa il rigore sbagliato da Stecchina, o se preferite parato da Trini. Però vabbè, non è che hanno fatto niente, cazzo, si stavano parlando. Frattura che sembra ricomposta tra i due, allora si può finalmente tornare a giocare. Si ripartirà con il calcio di punizione originato dal fallo subito da Trini. Varrucciu, Trini, Lapia, ancora dal suo numero 1, tanto si muove qualcosa su entrambe le panchine. Varrucciu in verticale, facile la chiusura di Brizzi. Rimessa battuta da Pinna. Cocco, anticipato da Loru, poi Calaresu, da Budroni. Arriva Mura, si butta dentro anche Olmetto. Mura rimane sul fronte destro cercando Ravot. In anticipo Usai, che poi si appoggia su Trini, che fa ripartire i suoi servendo Peana. Lancio lungo a cercare Santoro, che alza troppo la gamba sul tentativo di anticipo di Stecchina. Punizione per i giallorossi. Santoro che va a beccarsi anche il cartellino giallo. Si lamenta Sanna in panchina, non troppo convinto della decisione di Casula. Fatto sta che si ripartirà con una punizione per i padroni di casa. Olmetto a scambiare con Stecchina, profondo a cercare Calaresu, salta Varrucciu, poi Mura, Calaresu spalle alla porta, Piga, Olmetto, chiuso da Peana. Fallo laterale per la squadra di Massimiliano Paba, che osserva in piedi nella sua area tecnica l'operato dei suoi. Mura prova a puntare la Pia, tentativo di traversone, calcio d'angolo per i padroni di casa che provano a raddoppiare. Lo ricordiamo, 4 minuti fa il rigore fallito da Stecchina. Dalla bandierina Simone Ravot. 6 giocatori giallorossi in area, pronti a saltare. La battuta di Ravot nell'area piccola, libera la Nuorese, poi Loru calcia col destro, palla decisamente alta
e arriva il primo cambio per la squadra di Marco Sanna. Pronto all'ingresso sul terreno di gioco il numero 16 Giovanni Porcu, a lasciargli il posto Andrea Corda, ammonito nel corso del primo tempo. Dentro il nuorese classe 2002. Bravo Andrea. Primo cambio dunque al 58esimo. Mura subisce il fallo proprio del neoentrato. Sempre 4-3-3 per Marco Sanna. La battuta di Piga all'indietro per Stecchina. In profondità a cercare Calaresu, poi Mura gli fa la sponda, Calaresu 20 metri, calcia Calaresu su Varrucciu. Poi Piga in qualche maniera a cercare e trovare Budroni. Olmetto respinge Peana, poi Olmetto finisce per commettere fallo, intervento scomposto per evitare di far ripartire la nuorese che ha già battuto la punizione. Trini da Varrucciu. Sale il portiere Barbaricino, poi allarga sulla sinistra per il solito Varrucciu. Prende campo il numero 6, si abbassa Cocco, si va sull'out di sinistra a cercare Usai, palla al limite per Giulio Pinna anticipato. La sponda di Calaresu, era scappato Budroni, la sventagliata di Peana. Pallone tenuto in campo ma senza servire alcun compagno. Colpo di testa di Usai che era riuscito a tenere palla in gioco. Equilibrio precario e allora tutto facile per un fin qui pressoché inoperoso Salvatore Pittalis. Guadagna qualche secondo prezioso l'estremo difensore alla seconda stagione all'Atletico Uri, in prestito da quel Sassari Latte Dolci in cui è cresciuto. Calaresu prolunga per Budroni. Varrucciu si appoggia all'indietro da Trini che alza il campanile cercando Cocco, il colpo di testa di Ravot. Prova a mettere palla a terra Budroni, si gioca. Dai, gioca. Ravot. Varrucciu a duello con Calaresu, ci mette troppa energia, fischia Casula, punizione Atletico Uri. Mezz'ora più recupero al termine. Guida la squadra di Paba grazie al gol all'ultimo secondo del primo tempo firmato da Calaresu. Piga cambia gioco per Ravot che può puntare Usai. Ravot in area di rigore, l'appoggio all'indietro per Loru con il piatto destro, se la cava la nuorese. Peana, dribbling secco su Piga, poi Cocco a cercare Pinna. Piga frena e si libera di Porcu, poi tentativo di verticalizzazione, non ci può arrivare Ducar, tutto facile per Trini. La Pia. Alle porte dei propri 16 metri Trini, senza pressione, guadagna metri il portiere ospite. La Pia. Si apre Peana, eccolo il pallone per il numero 5 che torna con l'esterno del destro ancora da Trini. Profondo col mancino. Stacca Pinna. Anzi Stecchina, poi Olmetto con il petto e con libertà Steri. Cocco. Braccato da Pinna. Poi la allontana Loru per la nuorese, pronto a bordo campo a entrare Alessandro Manca. Poi il fuorigioco e allora punizione per l'Atletico Uri.
Eccolo qui il cambio, fuori il 10, Cocco dentro, Alessandro Manca. Bravo Fabio. 20 minuti abbondanti più recupero per il neoentrato giocatore nuorese, classe 92, anche lui tornato in verde azzurro dopo le stagioni disputate in eccellenza nel 2010-2011 e in Serie D nel 2012-2013. Gioca l'Atletico Uri con Mura che manda in porta Ducar che controlla male e allora la Pia se la cava in qualche maniera. Possesso ancora per il 19 che fa la guerra sulla linea di fondo, poi scarica all'indietro per Mura, il traversone di Olmetto a cercare la sponda di Ravot. Calaresu spalle alla porta, se la cava Varrucciu, poi Steri, Olmetto, 20 metri, Olmetto frena su un avversario, l'arbitro fa giocare, allora Mura a preservare la rimessa laterale. 19 più recupero. Con le mani Olmetto, Piga controlla con la coscia, poi Mura, ancora da Olmetto, ancora per Mura. Piga al limite, mette palla sul destro, si libera di Porcu, poi il traversone di Olmetto a cercare Ravot, la sponda di testa e palla sul fondo. Atletico Uri alla caccia del 2-0, continuano a scaldarsi due giocatori per la squadra di Paba. La Pia da Peana, ancora per il 2, si apre Varrucciu, sale Usai, Trini lungo di testa Piga, poi Steri, Porcu, Pinna fa correre Usai, cross con il mancino, la chiusura di Brizzi. Dai Ste, dai! C'è corner per gli ospiti, 28esimo, poco più di 17 più recupero ai 3 fischi di Casula. Calcio d'angolo per la squadra di Marco Sanna, libera Pittalis, prova a ripartire solo per un attimo l'Atletico Uri con Loru che viene anticipato, poi controlla male Santoro. E allora fallo laterale per i giallorossi. Calaresu da Ducar, la sforbiciata di Carlo Piga a cercare Calaresu, traiettoria troppo larga, e allora Trini a ricevere da Varrucciu, la Pia, Peana a cercare Ragazzu che addomestica con il petto liberandosi dalla marcatura di Pinna, poi Ducar da Ravot, in verticale da Calaresu, si buttano dentro Mura e Ducar, Calaresu torna all'indietro da Ravot, calcia Ravot, raddoppia l'Atletico Uri con il gol di Simone Ravot. Arriva il punto del 2-0 per la squadra di Paba, il destro dal vertice dell'area di rigore di Simone Ravot al 30esimo del secondo tempo, raddoppia l'Atletico Uri, si complica ulteriormente la partita della squadra verde-azzurra che ora è pronta a mettere sul terreno di gioco Daniele Pilosu. Altro cambio per la Nuorese dunque,
pronto all'ingresso in campo l'ex Ghilarza. Buono Jack. Daniele Pilosu fuori, Giacomo Santoro. Partita fortemente orientata dopo il gol di Simone Ravot. È incrociato bene il destro sul secondo palo. Traiettoria imparabile per Trini e dunque raddoppiato Atletico Uri. E ora 15 minuti più recupero per le speranze della Nuorese di tornare a casa con almeno un punto. Nuorese che ha creato poco o niente. Peana. Manca. Si muove Pilosu, chiuso da Piga. Rimessa Peana. Si fa vedere Pilosu che prova a lavorare questo pallone, non riesce a farlo prima che la sfera stessa termini oltre la linea bianca, e allora con calma l'Atletico Uri a ripartire dalle mani di Olmetto. Prolunga Mura, poi Steri, non riesce a servire Peana. Calaresu anticipato dalla Pia, finisce per commettere fallo. Punizione nuorese che sarà battuta da Peana. A cercare Manca, poi Ducar prima di Steri, si appoggia su Loru. Ravot, poi Brizzi lungo, palla al lato. E allora Farrucciu ad appoggiarsi su Trini. La Pia. Piga ad anticipare Porcu, poi salta Loru. Steri. Duello tra numeri 8 con Piga. Porcu all'indietro per Varrucciu, palla un po' pericolosa. Varrucciu deve accomodare per Trini, che è già ripartito dalla Pia prima e da Peana poi. Pilosu. Peana. Pressa Calaresu. La Pia da Trini. Varrucciu. Pinna. Varrucciu. La Pia. Peana. A cercare la sponda di Manca che prolunga per Pilosu. Ancora una volta tutto facile per Pitalis che controlla prima con i piedi, aspetta il pressing di Pilosu, guadagna tempo prezioso che avvicina al traguardo la squadra giallorossa. Mancano poco, meno di 12 più recupero al triplice fischio, un paio di palleggi e poi va lungo Salvatore Pitalis. Controllo di Ravot, si protegge dall'attacco di Pinna, subisce fallo. Altro avvicendamento pronto in casa nuorese. Entrerà Alessandro Gungui al suo fuori Giulio Pinna e dentro Alessandro Gungui. Dai Ale. 11 più recupero a disposizione del nuovo entrato. Giocatore nuorese, ex Budoni. Bravo Ste. Manca, subisce fallo, arriva il
cartellino giallo per Lorenzo Loru. Prova di sostanza del duo di centrocampisti centrali di Paba. Sostanza ma non solo per Loru Piga. Punizione per gli ospiti, la batte Steri. La Pia che torna dal suo numero 8, Varrucciu. In verticale stacca Pinna, Calaresu. Lavora bene questo pallone dopo un controllo un po' complicato, poi Loru calcia su un avversario, guadagna l'ennesima rimessa laterale che con calma Brizzi si appresta a battere. Con i 3 punti che stanno maturando, Atletico Uri salirebbe a quota 12 in classifica, rimarrebbe in coda la Nuorese a -1. Stecchina da Olmetto, poi Mura, vicino Ducar, si torna dal numero 3, si muove Calaresu che prova a controllare di testa, poi libera Usai, dopo il rimbalzo Loru ad aprire per Ravot, non benissimo, allora prova a distendersi la Nuorese con Usai. Poi Brizzi a tenere palla in campo, bel controllo di Loru. Ravot va a terra sul contatto di Gungui, non c'è fallo. Parte Ragazzu in fuorigioco, ma c'era stato un altro ottimo intervento di Pinna. E allora Stecchina. Piga a premiare il taglio di Mura, controllo di testa, Mura prova il pallonetto, troppo lento, Trini al tempo di rientrare e bloccare palla con i piedi sulla linea della sua porta. Peana, Varrucciu, viene incontro Ragazzu, eccolo il pallone per il numero 9, apertura per un compagno che arriva in ritardo, se preferite, apertura troppo profonda, altro cambio per Marco Sanna, entra Giuseppe Nurra ed esce Stefano Lapia. Bravo Ste. Dentro il prodotto del settore giovanile della Nuorese al 38esimo minuto. 2-0 per l'Atletico Uri, un gol per tempo. Calaresu nel primo e Ravot nel secondo. Steri per Porcu. Ragazzu si fa vedere e riceve Gungui, poi Steri. Peana che si è spostato al centro, lancio lungo per Ragazzu, poi la sponda per Gungui. Usai disturbato da Loru. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Nuorese, mentre l'Atletico Uri prepara una sostituzione. Peana. Olmetto attaccato da Pilosu, protegge bene la rimessa dal fondo. Pronto a entrare Alessandro Uleri. Rimessa dal fondo per Pittalis. Ragazzu e Manca non permettono la ricezione dei centrali dell'Atletico Uri. Allora Pittalis va lungo a cercare la testa di un compagno che non c'è. E allora Porcu, Ragazzu, Gungui, Steri. Usai. Gungui. Apre a destra per Giuseppe Nurra.
prova a lavorare il pallone Pilosu che di fatto lo regala a Olmetto, poi il pressing di Manca costringe all'errore il numero 3 dell'Atletico Uri. 40esimo. Manca prova a liberarsi con il sombrero sulla linea di fondo, giocata ambiziosa quella del numero 20 che guadagna comunque il calcio d'angolo. A battere l'angolo Peana che poi lascia l'onere della battuta a Gungui. Palla sul secondo palo, fa a terra Ragazzu, libera Ducar, prolunga Ravot. Usai prova a puntare Loru che lo costringe ad allargarsi, palla persa dalla Nuorese, si può distendere la formazione giallorossa con Ravot, arrivano Ducar e Calaresu. Ravot sale, poi dà un'occhiata in mezzo, prova a metterla dentro, guadagnando il calcio d'angolo dopo l'ultimo tocco di Usai. Eccolo qua il cambio di cui vi avevamo parlato poc'anzi. Entra Alessandro Uleri ed esce il capitano Fabio Mura. Spiccioli di gara per l'ex giocatore della Torres, terzo anno in giallorosso. Mura che si prende tutto il tempo del mondo per abbandonare il terreno di gioco. Corner per i padroni di casa. La battuta da destra, palla che sbucca, la tocca Ducar. L'ultimo tocco è del 19. Rimessa dal fondo per la Nuorese. 3 minuti più recupero al termine. Trini da Peana. Avanza il numero 5 che poi cerca, Manca, non lo trova. Olmetto, palla in fallo laterale. Manca, braccato da Piga. Poi Nurra, Steri Nurra. Ragazzu, stop di petto, raddoppio vincente di Loru. Ravot, fermato senza fallo. Usai, Steri. Ragazzu anticipato, poi Piga, si è rialzato Ravot. Servizio per Calaresu. Varrucciu meglio. Steri, poi Peana. Chiusura di testa di Brizzi, poi Ravot che si libera di Usai, può correre il numero 2. Si muove Calaresu. Varrucciu evita l'imbucata. Gioco fermo da un po', l'Atletico Uri non ha chiaramente fretta di ripartire. Brizzi da Ducar, prolunga di testa per Calaresu, spalle alla porta il numero 11, è autore del gol dell'1-0 che guadagna un ottimo corner. Corre il cronometro, sempre più alleato dei giallorossi e sempre più nemico dei verde-azzurri. Calcio d'angolo affidato a Ravot, salgono i centrali. In area Pinna, Brizzi, Ducar e Calaresu. Colpo di testa di Brizzi. Trini facile a poi rilanciare con il mancino a cercare Manca che prolunga, ma era lui il giocatore più avanzato dei suoi, poi si protegge rischiando qualcosina stecchina. Manca che di fatto tocca per
Uleri. Ducar prova con il controllo orientato che diventa un passaggio per Uleri. Fallo di Ducar su Peana. Peana. Varrucciu. Usai. Manca. Stedi. Peana. Scaduto il tempo regolamentare. Porcu. Nurra. Di testa Stechina. Poi Ducar a pestarci un po' i piedi con Loru. Ducar triplicato, scarica bene su Loru che lancia Ravot che parte in posizione regolare. Usai sta bene con lui, ma il possesso è ancora per Simone Ravot. Lato corto dell'area, punta Ravot, primo palo per Calaresu che non la sfiora. Rimessa dal fondo per la Nuorese. Atletico Uri vicino al 3-0. Quattro minuti di recupero concessi da Casula di Ozieri. Ne mancano poco più di 3 al termine. Usai. Ragazzo sfiora solamente Brizzi a controllare la palla che termina oltre il perimetro di gioco. Nuova rimessa laterale per l'Atletico Uri che con la vittoria di quest'oggi salirà a quota 12 punti in classifica, confermandosi in vetta, anche se il ragazzo non è del tutto d'accordo e trova il calcio di rigore. La Nuorese con la chance dagli 11 metri per regalare 2 minuti di intensità assoluta in una partita in cui la squadra di Marco Senna ha faticato terribilmente a creare palle gol dalle parti di Salvatore Pittalis. Ora il ragazzo può dimezzare il ritardo e poi ci saranno 2 minuti circa per le speranze barbaricine. Ragazzo contro Pittalis, fischia Casula, parte Ragazzo, 2-1, si riapre la partita al Ninetto Martinez, segna Mauro Ragazzo su calcio di rigore e allora 47-30, recupero che potrebbe prolungarsi di qualcosina. La Nuorese prova a tornare a casa con un insperato pari. Ducar da Piga che la allontana più che può cercando Uleri che spizza per un compagno che non c'è. Peana torna indietro da Trini. Ragazzo a terra, si gioca lungo Brizzi, rimessa laterale per la Nuorese, a terra Mauro Ragazzo che si rialza. Varrucciu, Trini prende campo il portiere della Nuorese, lancio lungo a cercare gli avanti verde-azzurri, colpo di testa di Pinna, Ducar anticipato, poi Steri per Ragazzu, altro colpo di testa di Pinna, poi Loru a guadagnare un fallo laterale perché Steri non è riuscito a tenere in campo il pallone. 10 secondi salvo prolungamenti dell'extra time al termine. Con le mani arriva Brizzi, Casula invita l'Atletico Uri a ripartire rapidamente. Brizzi, arrivano ora i 3 fischi di Marco Casula di Ozieri.